Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi, scusate la voce. Allora, iniziamo il pomeriggio, eccomi qua. Ok, buon pomeriggio a tutti, giornata vicina al fine settimana, ciao dottore, ciao a tutti. Allora, ciao Monica. Adesso ciao Erika, facciamo questa cosa qui. Io vi introduco oggi questa argomentazione sul Covid-19 per quanto riguarda i piccoli animali, perché ciao Alessandra, perché è ora che si rifaccia un punto della situazione, in quanto si sentono un sacco di robe dette in giro, molte molto veloci, superficiali, senza lasciare proprio il pensiero, senza far capire il perché. Quindi cerchiamo assolutamente, ciao Romeo, di fare un nuovo punto della situazione per i nostri animali. Poi chiuderò un attimo e poi passeremo chiaramente al pronto soccorso con le novità del caso. E poi una una grandissima, anzi, novità per tutti voi, una sorpresa che però decideremo insieme. Ok? Allora, iniziamo con questo discorso qui della SARS. Allora, questo l'avete già visto sulla presentazione, non ve lo sto a ripetere che cos'è la SARS. La SARS-CoV-2 è esattamente questo tipo di virus che è stato trovato, e il Covid, Coronavirus Disease, malattia 2019, è l'anno di scoperta, è esattamente la malattia di questo virus, no? Ok? Non la possiamo pensare, e nessuno la sta pensando, come una malattia, come dire, respiratoria sola, perché sembra che i suoi siti di entrata siano non solo queste cellule legate alla parte respiratoria, ma anche i gangli nervosi, ci sono delle problematiche al cuore, quindi insomma stiamo dicendo che questa situazione qui è un po' più complessa della famosa respiratoria che si diceva in generale. Ciao Carla. Allora, per essere chiari, e questo è importante per essere chiari, cane con mascherina, gatto insieme all'uomo. Attualmente, e ve lo ripeto con molta chiarezza, queste sono le informazioni scientifiche attuali, sono solo due i casi che sono stati trovati. Uno, gatto a Liegi, Belgio, e l'altro il cane a Hong Kong. Cioè sono stati due soggetti animali a contatto con l'uomo, ok, l'uomo infetto che ha avuto sintomi, e sui quali sono stati individuati i virus, neanche in grande quantità, di Covid-19. Attenzione, perché adesso scopriamo che cosa è successo in questi due elementi, questi nostri due pet familiari, e scopriamo cosa fare quando ci andiamo a interagire con gli animali che vivono con persone affette o in quarantena. E questo è molto importante anche per noi veterinari, ovviamente. Allora, continuiamo. Il volpino è stato messo in quarantena in una clinica veterinaria per 14 giorni e non ha espresso nessun sintomo sintomatico, tosse, febbre ed eccetera, che sia chiaro a tutti. Questo tipo di trasmissione però va dall'uomo all'animale, non il contrario, e necessita di un contatto ravvicinato fra i due durante la vita quotidiana, quindi può andare dall'uomo all'animale. Deve avere una vita quotidiana molto ravvicinata, quindi è chiaro che stiamo parlando di soggetti che sono in quarantena con animali vicino. Ok, un famoso nostro collega veterinario di Bari, e adesso poi andremo a capire chi è che cosa, lui dice che è più pericolosa una stretta di mano che un cane in casa. Un cane, ciao amore mio, ciao Alessia, ciao a tutti, un cane o un gatto in casa, quindi è più pericolosa la stretta di mano che un cane in casa, lo dichiara con convinzione Nicola De Caro, professore ordinario dell'Università di Bari. Attenzione, che andiamo poi a capire chi è questo professore e che cosa sta accadendo in questo momento nel mondo della veterinaria, ok? Importantissimo. Andiamo avanti e diciamo che durante l'epidemia di SARS nel 2003-2004 si erano già registrati casi di gatti risultanti positivi all'agente virale, però questi gatti, solo gatti, sono stati asintomatici, cioè non hanno avuto nessun sintomo. Quindi nessun cane venne infettato dal virus in quel periodo della SARS 2003-2004.
Queste infezioni, questi risultati positivi, si parla di probabile contaminazione ambientale, cioè quelle goccioline, quell'aerosol che vanno a finire sulle mani o che si buttano, vanno a caduta, diciamo, sul pelo, sull'animale che convive con noi, e potrebbero banalmente essere stato un contatto col soggetto umano infetto che l'ha toccato sul muso, trasferendosi passivamente il virus senza infettarlo, cioè tutte quelle condizioni per le quali, ciao Monica, vivendo con un cane in casa, un gatto in casa, lo coccoli, ti affezioni, il tuo aerosol va a finire sul suo pelo, puoi baciarlo, ok? Quindi puoi tu trasmettere del virus, neanche in grandi quantità, che arriva sul cane o sul gatto, rimane lì, non dà sintomi, e adesso continuiamo la spiegazione. Oggi non c'è nessun motivo di pensare che gli animali domestici possono essere vettori di SARS-CoV-2, o meglio della sua malattia Covid-19, cioè non possiamo pensare in questo momento, scientificamente sull'esperienza anche precedente del SARS del 2003-2004, che questi animaletti nostri di casa possano non solo prenderla, ma anche, come dire, infettare, ok, essere vettori, cioè avere nel serbatoio questo virus, il quale si replica e poi pian pianino ritorna all'uomo. Ecco, non è possibile questo, assolutamente. Continuiamo nella spiegazione. Nel caso in cui fosse accertata la loro recettività, cioè che possono prendere il virus, cani e gatti sarebbero quasi sicuramente vittime, non untori. Cioè, cosa vuol dire questo? Ve l'ho già spiegato tanto tempo fa nella prima relazione. Cioè, loro possono prendere il virus, ok? Ma non portarcelo. Quindi, anche se lo possono prendere, siamo noi che gliel'abbiamo portato. Quindi, gli untori siamo noi. I casi descritti in letteratura per l'epidemia del SARS, abbiamo detto 2002-2003, riferiscono di contagio dall'uomo all'animale. Ok, ancora dall'uomo all'animale. Il virus SARS può sopravvivere su alcune superfici per un tempo che sembra essere al massimo di 72 ore. Allora, attenzione anche a questa cosa qui, che è uscita da poco. Uno studio londinese, hanno fatto uno studio comparato, perché fino a qualche giorno fa si parlava del tipologia di virus SARS respiratorio negli ambienti testati, no? Ferro, abbiamo detto, acciaio, scusate, plastica, cartone, l'avete sentita questa storia. Adesso c'è stata questa validazione scientifica che ci ha detto che questo Covid-19 si comporta simile all'altro, quindi effettivamente a questo punto possiamo dire che sono molto simili le cose, e si è visto che in generale all'esterno dura poco e può durare al massimo fino a 72 ore su degli elementi. Non è stato testato il pelo del cane e del gatto, quindi possiamo andare per associazione e possiamo dire che queste 72 ipotetiche è il massimo che questo virus possa trovarsi sul pelo degli animali, ok? Per associazione, perché non è stato studiato da nessuno. Quindi dopo chiaramente passando pian piano queste 72 ore, rapidamente la carica diminuisce, ok? Allora si può ipotizzare che rimanga queste 72 ore se questi vengono a contatto con una persona positiva, però assolutamente, cioè solo se vengono a contatto con una persona positiva. Se si è in presenza di una persona che è risultata positiva, occorre prendere tutte le precauzioni del caso. Certo, questo lo dice l'OMS, questo lo dice anche le nostre guide veterinarie, assolutamente. Quindi se uno ha un cane uno è infettato, sta facendo la quarantena a casa, chiaramente bisogna prendere delle attenzioni. Allora, quali sono queste attenzioni del caso? Lavarsi sempre le mani a fine passeggiata, uscire con i guanti, ok? Lavaggio con acqua e sapone delle loro zampette, al massimo acqua ossigenata a spruzzo, eventualmente ricorrere a delle scarpe da rimuovere poi e disinfettare separatamente. Quindi ciao Carlo. C'è Carlo Colombo in collegamento con noi, che lui sabato alle ore 18, Carlo Colombo Swing, vi farà della musica gratis, come noi stiamo facendo queste lezioni gratis, perché proprio è il piacere di stare insieme e di dare informazioni. Ciao Carlo. Allora, quello che voglio dirvi è questo. Quindi attenzione che, come laviamo questi cagnolini qui, come facciamo queste... Molto semplicemente, come abbiamo detto, si esce fuori, si portano fuori con i guanti, chiaramente stiamo parlando di che cosa? Di cani che sono dentro un appartamento, non c'è giardino,
hanno bisogno di uscire, queste persone non possono uscire perché sono positive, e io ne ho di clienti che in questo momento hanno i loro cani in casa o i loro gatti e sono positive e stanno facendo la quarantena, ok? Allora questi cani avranno bisogno di un supporto come dire, proprio organizzativo, di chi? Del vicino di casa, dell'associazione animalista che gli dà una mano a fare la passeggiata, di chiunque sia, i quali dovranno stare molto attenti, molto semplicemente, non accarezzare il cane, non mettersi vicino al cane, ma semplicemente solo perché ancora non è dimostrato, ma siamo sicuri che loro non trasmettono. E allora si esce, li si porta in passeggiata, si torna a casa, si lava con acqua e sapone, anche perché è stato dimostrato che l'acqua e sapone è veramente attiva contro i virus, li disgrega, li distrugge, ma senza grossi problemi. Quindi ricordatevi che anche quello spruzzino che vi ho fatto vedere tanto tempo fa, utilizzato magari con acqua e sapone, e lo mettete poi, o delle salviettine, no? che avete visto, che abbiamo messo in un barattolino, quelle salviettine bagnate possono essere riprese a fine passeggiata e toccate, e con i guanti voi toccare le zampine, molto semplicemente. L'acqua e il sapone è stato dimostrato essere molto efficaci. Guarda caso ci dicono a noi di lavarsi con l'acqua e il sapone le mani, non con l'acido muriatico o chiunque con chissà che cosa. Quindi mi raccomando, semplicemente al limite uno spruzzino di acqua ossigenata, se volete, sulle scarpe, o a mucchina, ma sulle scarpe del cane quando gliele andate a togliere, va bene? Allora, ecco, questo è quello che hanno fatto in Cina, no? Vedete i cani imbrattati in questo modo, noi potrebbero essere sufficienti queste scarpette. Allora, alcune domande che vengono fatte, molto importanti. Cosa devo fare se un animale è a stretto contatto con un paziente infetto? Se si è infetti dal virus, è bene avvisare telefonicamente il medico veterinario curante del proprio animale, riferendogli l'esposizione dell'infezione. Quindi questo è successo perché io ho avuto dei clienti che mi hanno assolutamente chiamato e mi hanno dato l'informazione che loro sono positivi. Quindi se dovesse accadere qualcosa, ovviamente io lo so. Se il mio animale è stato contattato con una persona malata, si può diffondere l'infezione? No, assolutamente, l'abbiamo appena detto, no? Che in questo momento l'infezione non si diffonde da cane a gatto a uomo. Ha senso di chiedere il test del coronavirus felino o canino per valutare se i nostri animali sono sani? Cioè, ha senso fare il test del corona, che sappiamo che i gatti hanno il coronavirus? No, perché i coronavirus infettano i cani e i gatti e sono specie specifici, quindi in questo momento non ha senso fare un test che va a vedere un coronavirus che non c'entra niente con l'uomo. Questo è un po' il concetto. Avrebbe senso sottoporre un cane a vaccinazione per coronavirus canino al fine di proteggere da Covid-12? Cioè, ha senso fare una sorta di vaccinazione? Ok, vediamo l'ultima domanda. No, perché un vaccino specifico non sarebbe cross protettivo, cioè nel senso che un vaccino fatto per un altro tipo di coronavirus non ci va a proteggere per quel coronavirus di oggi. A tutti quanti, l'AVSAVA, che è la nostra associazione internazionale di veterinari, sollecita i proprietari a non lasciarsi prendere dal panico, perché i cani, i gatti non trasmettono il virus. Questo l'ha detto Shane Reina, è detto preoccupato che il rischio globale, ok? Perché? Perché molti cani e gatti vengono abbandonati, possono essere abbandonati in questo momento per questa paura. Non è possibile, non accade, non è accaduto neanche storicamente nell'altro SARS nel 2003-2004, 2002-2003, ripetiamo. Cosa fare se l'animale ha bisogno di cure ed è stato in contatto con una persona contagiata dal nuovo coronavirus? La raccomandazione è di avvisare il medico veterinario prima di portarlo direttamente in ambulatorio, di informarlo del contatto dell'animale con persona contagiata e di attenersi alle regole della struttura veterinaria, cioè voglio dire esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Attenzione, questa è una cosa che voglio farvi vedere, ok? Molto importante prima poi di tornare al nostro discorso di prima. Allora, vi faccio capire che la veterinaria in questo momento, il nostro sistema veterinario, ciao Tima, il nostro sistema veterinario si sta assolutamente muovendo, Ecco, per farvi capire che non stiamo lì con le mani in mano, ok? Quindi quel famoso professore che avete visto prima di Bari,
che cosa ha pensato? Ha tirato su un protocollo che sta accadendo in questo momento proprio. Noi veterinari siamo investiti, siamo richiesti di partecipare a questo protocollo sperimentale di studio tappeto su tutto il territorio nazionale, dove andremo a testare, se vogliamo, ok, se vogliamo partecipare a questo progetto, e chiaramente con una scheda che sarà molto utile e faremo presente ai proprietari, ciao Simona, saremo molto importante che questa scheda la facciamo conoscere ai proprietari. Quindi Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Medicina, consenso informativo al prelievo di tampone orofaringeo. Cioè quello che sta accadendo, buonasera a tutti, quello che sta accadendo è proprio questo, che noi chiederemo al proprietario, dichiamo di essere serenamente informato, bla bla bla, e quindi andiamo a vedere cosa? Dati amnestici, convivenza col paziente positivo, data e positività del paziente, presenza dei sintomi respiratori negli ultimi 10 giorni del cane e del gatto, se ci sono, perché non è detto che ci siano, tosse, scolo nasale, starnuti e congiungiviti, tampone orofaringeo, siero sì o no. Ecco, quindi per farvi capire che in questo momento ci stiamo muovendo anche come veterinari e soprattutto l'Università di Bari per fare uno screening totale, come in realtà si sta muovendo tutto l'ambiente medico, ok? Tutto l'ambiente medico, ciao Francesca, ciao Federica, tutto l'ambiente medico si sta muovendo e sapete che, per esempio, qui in Veneto stanno facendo dei test su larga scala, andando a cercare le IgM, le IgE, le IgC, le IgE, che sono degli anticorpi molto utili per capire se uno ha avuto l'infezione e quindi ha sviluppato gli anticorpi e quindi è un soggetto che potrebbe proteggere, no? È il famoso protezione di gregge. Questo soggetto potrebbe proteggere gli altri, comunque è uscito dalla malattia, ha sviluppato gli anticorpi, quindi potrebbe donare il suo plasma per la trasfusione per gli altri, che diventa terapia, ok? E se invece ha tutti e due gli anticorpi, probabilmente in quel momento gli verrà fatto poi un tampone per vedere se è presenza anche di virus, ok? Questo è il sistema anticorpale collegato al sistema tampone. Questo è molto importante, quello dei tamponi, quello del prelievo di sangue, che in brevissimo tempo in FAST ci darà l'esperienza se abbiamo gli anticorpi o no, perché ci farà capire la popolazione come si è mossa da un punto di vista di sviluppo. Ecco perché in questo momento bisogna stare a casa, ancora a casa, purtroppo difendiamoci ancora, perché altrimenti saremo soggetti a questa, come dire, questa espansione ancora del virus, ok, che andrà a ricolonizzare punti dove persone non hanno sviluppato anticorpi perché non hanno preso il contatto col virus, ok? Ultima cosa che voglio dirvi a proposito di questo, anzi due ultime cose. Una, che noi qui in Veneto, anche se insomma io sono in Veneto come dice Zaia, qui si è in Veneto perché ci si nasce, sono 25-28 anni che ci sto. Comunque l'ospedale di Treviso del professor Rigoli, del microbiologia, sta sviluppando da parecchio tempo ormai sta facendo questi tamponi e questi test su goccia per gli anticorpi, e vi faccio solo presente che questa sarebbe la strada giusta, ma mancano i reagenti. Allora che succede? Che le multinazionali ci stanno tenendo senza reagenti. E allora che succede? Che questi qui di microbiologia di Treviso stanno organizzando con altre aziende, stanno testando la possibilità di farsi gli reagenti in casa. Capite come siamo messi in Italia? Cioè, la strada è giusta, mancano i reagenti. Per fortuna si stanno sviluppando questi sistemi autonomi sull'imprenditoria locale per portare ovviamente a favore, no, questi reagenti che stanno per finire, punto interrogativo, perché io non so se stanno per finire o non ce li vogliono dare, non lo so, lasciamo stare. L'ultima cosa che vi voglio dire, ok, è questa. Io sono nauseato, va bene? Sono completamente nauseato. Perché? Perché non voglio entrare in concetto di politica internazionale, ma se è vero che dal pipistrello si è spostato all'uomo attraverso un punto interrogativo, pangolino o quello che sia, e se è vero che dentro questi mercati, va bene, dentro questi mercati maledetti, umidi, dove che so, Zaia o chiunque sia ha fatto delle gaffe dicendo che questi cinesi mangiano, non lo so se ha fatto, guardatele bene queste cose, ok? Se in questi mercati ancora vengono distrutti gli animali,
venduti. Questi mercati umidi c'è il contatto di aerosoli, di sangue, di questi animali infetti, perché comunque sono infetti da vari virus, non è altro che fare un favore al virus per svilupparsi così velocemente, vista la capacità di diffusione dell'uomo, del muoversi oggi come oggi dal punto di vista del 2020. Quindi questi benedetti mercati umidi che si sono riaperti, questa è una cosa gravissima. Questa è una cosa gravissima. Io non so chi potrà fermare queste cose, va bene? Però penso che in Italia devono essere fatte 5 miliardi di petizioni, anche a livello europeo. Sono incazzato su questa cosa qua. Non è possibile. Primo, per il rapporto proprio per l'umanità nei confronti degli animali, e secondo, per la gravità di questa cosa. Quindi ricordiamocele queste cose qua. Perché in futuro queste cose qua dovranno tornare al famoso nodo, nodo al pettine. Perché? Perché quando si farà lo studio epidemiologico, quando si sarà sicuri che vengono da fuori questi mercati, io direi che veramente la cosa deve cambiare da un punto di vista mondiale. Un'ultima cosa che voglio dirvi da un punto di vista generale, ok? È questa. In questo momento state un pochino attenti, se potete, al vostro vicino di casa, perché spesso per paura, per vergogna, perché non se la sente, magari mangia pane e cipolle, va bene? Quindi attenzione, un occhio di riguardo. Magari c'è chi vive in zone molto ricche, questo non accade, però attenzione a quelli che vivono in zone così non troppo ricche, non troppo, come dire, quindi ecco, state un po' attenti ai nostri vicini in tutti i sensi, anche dal punto di vista così relazionale, affettivo, quello che sia. Allora adesso, signori miei, faccio una piccola cosa, chiudo qui 2 secondi, ok? Perché questo voglio che rimanga registrato su internet. Ciao Cristina e Cristina, voglio che sia registrato su internet e poi riprendiamo la lezione col primo soccorso. Quindi ragazzi, grazie ancora per aver seguito questa prima parte. Tra 2 minuti, come si dice, pubblicità.